Sindaco, ecco, siamo in prossimità delle feste di Natale, un Natale che sicuramente è molto diverso dai soliti Natali che tra l'altro si organizzavano, anche il vostro comune organizzava parecchie iniziative. Questo momento di Covid, come si sta vivendo e come si vivranno queste feste qui a Comitino? È un momento complesso, difficile, si attendono in ogni caso notizie definitive da parte della Regione, dal Presidente della Regione, ma anche del Presidente del Consiglio. Sarà un Natale completamente diverso da vivere in famiglia, e sicuramente ci sarà una privazione, almeno per quanto riguarda quelle che sono le tradizioni natalizie. Per quanto riguarda Comitino, diciamo che fortunatamente le attività culturali e recreative noi le concentriamo in estate, nel periodo natalizio manteniamo quello che ogni anno facciamo, che sono un po' le luminarie, e eventualmente anche le novene e la presenza dei soliti personaggi natalizi che alletteranno un po' per le strade con i canti natalizi, quindi non andiamo oltre. Quindi noi fortunatamente quest'anno non abbiamo predisposto concerti o attività di grande richiamo. Purtroppo diciamo che quello che sta succedendo nella loro difficoltà ci potrà forse aiutare a superare questa fase. Ci saranno altri Natale, ci saranno altri Capodanno, quello che conta in questo momento è limitare gli assemblamenti, evitare che possano aumentare i contagi e quindi far sì che i ricoveri possano diminuire e aiutare notevolmente gli ospedali che sono veramente intasati di persone contagiate. Ecco, lei è anche un sindaco e anche medico, cosa ne pensa di questi vaccini e della campagna che si avvierà con l'anno nuovo? Guardi, devo dire con molta sincerità e onestà, non ho ancora molta cognizione, non ho le idee chiare, perché è una mia convinzione, perché al fattore sanitario, al fattore del bene pubblico a volte si associano i fattori economici. Quindi non ho conoscenza sulla validità dei vaccini, che sicuramente non saranno validi al 100%, nessun virologo e nessun scienziato ci può dire ad oggi se il vaccino è in grado di mantenere l'immunità, quando durerà l'immunità e se una persona che ha contratto il virus manterrà l'immunità a vita. Quindi non siamo a conoscenza, non sappiamo la validità del vaccino, sappiamo solo che ci sarà possibilità di vaccinare un certo numero di persone, che saranno poi le persone che ci indicheranno il Ministero della Sanità, quindi saranno i sanitari, saranno le persone che sono più esposte. Sulla validità del vaccino ho dei dubbi, come dei dubbi sugli eventuali effetti collaterali. Quindi saremo qua a vedere, vedremo le indicazioni che il Ministero darà a noi medici e ai sanitari.